Siusi e Patrizia. News, ma dovevo fare il conto alla rovescia, vabbè, lo starei Vabbè, detto la stessa, ormai. è qua, 1, 2, 3. Sì. Allora, in occasione della giornata mondiale per la diversità culturale, l'associazione Pro Costacciaro annuncia il festival Notti d'autore che si terrà il 3 e il 4 agosto appunto a Costacciaro, vicino a Perugia. Sì. Tema di quest'anno sono nuovi occhi per nuove terre. Insomma, ci sono anch'io. Ecco, scusa. A Costacciaro, il Vabbè. 4 agosto, ecco, Sì. con uno spettacolo che parte dall'idea dei viaggi di Marco Polo. Io come Marco Polo, anch'io insomma vi racconto e vi ho raccontato appunto i miei viaggi Va che bene. raccontano tutta un'altra Una storia. bella Marco Pollastra. Andiamo avanti. Allora, il tema dell'overtourism ci sta tanto a cuore perché sì. come turisti per caso ci Cos'è sentiamo successo anche ancora? in colpa perché abbiamo detto negli anni dovete andare fare in giro, tutte- dovete adesso viaggiare. no, state a Se casa. lo facciamo No, noi, è lo fate così. anche voi. Guarda mo, adesso Ma che cosa è successo ancora? questa è una buona notizia Ah. perché in Danimarca, a Copenaghen, hanno pensato all'iniziativa. Se i turisti si comportano bene, vuole dire, vuole dire che utilizzano i mezzi pubblici oppure le biciclette, partecipano a attività ecologiche. Ma chi li controlla, scusa? Per esempio raccolgono i rifiuti, eccetera, Sì, vabbè. eccetera. Beh, ci sarà qualche vigile urbano, non lo so. Ecco, se fanno queste belle cose, gli danno gratis dei pasti o degli ingressi ai musei, eccetera, eccetera. Ma questa cosa, è chiaro, viene fatta per turisti e abitanti uniti nella lotta per la qualità della vita. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Ormai ci siamo, dall'1 al 4 agosto c'è Orsigna Arum Festival, dedicato alla conoscenza della montagna, all'ambiente, alle sostenibilità, insomma c'è tutte queste cose immersi nella natura, ma veramente immersi nella natura, perché ci si va con le tende, si piantano le tende lassù su questa cucuzzolo della montagna e lì si fanno tante attività. Ci sono andata per ben 2 anni e ve lo consiglio, è un'occasione veramente particolare, molto bella. Tra l'altro Orsigna, ti ricordi, era il buon Il ritiro posto, di certo, Tiziano Terzani. infatti spesso c'è il figlio che ci racconta vabbè. delle cose, insomma era molto, e l'aveva scelto proprio come luogo dell'anima. Sigla, pensionati per caso. Vai! C'è una notizia terribile per pensionati per caso. Cosa? Sì, ce la dà Travel Non Stop. Tra l'altro Travel Non Stop è il sito dove voi potete rivedere il nostro TG del turismo. Pare che in Italia ci siano almeno 13 milioni di potenziali turisti che però sono esclusi da un turismo pratico autosufficiente a causa delle barriere digitali nei siti web. Cioè della gente che vorrebbe viaggiare, vorrebbe organizzarsi, ma non riesce ma non ce la fa perché non capisce niente dei siti, non io si li riesce a capisco, collegare. ma io li capisco, come. ma io li capisco, Ma ma certo. insomma c'è anche sta cosa qui che adesso c'è sta roba e uno la deve poter usare, sapere usare eccetera, che ormai non si può fare diversamente, come il check-in, quelle cose lì, ma i ragazzi, ma insomma No, ma poi adesso pare che al ristorante tu devi devo fare quasi col per quelle forza cose prenotare e poi- online. ma dai, No. cioè uno sta a casa. Comunque è un dato serio, perché è riportato dal report Accessi Way 2024. La cosa buffa è che l'Italia si prepara a ospitare in ottobre il primo G7 sull'inclusione e la disabilità. Allora includi. Capiamoci, già che ci sei, includiamoci, Italia, includi. includeteci. Vai. Va bene. Il Montelago Celtic Festival, il programma di mercoledì 31 luglio fino al 3 agosto sull'altopiano del Colfiorito a Taverne di Serravalle di Chienti. Buono, no? Nel cuore dell'Appennino umbro marchigiano, è un evento imperdibile per gli amanti del folk e di tutta la musica celtica, la cultura celtica, eccetera, tutti artisti internazionali che si esibiranno. Musica durante i giorni di festa, ci sarà anche la possibilità di itinerari guidati alla scoperta della zona dei Monti Sibillini. Sì. Ve lo consiglio perché veramente sono meravigliosi, fino al mare, quindi dai Monti Sibillini si arriva al mare.
E poi è un evento Eco Certified Events. Vabbè, ciao. Facevi bene a meno di dirlo. Eco Certified. Eco. È difficile anche per me. Vabbè, andiamo avanti. L'avete capito? A proposito di mare, sì. Allora, siamo nell'arcipelago toscano e qui c'è un progetto veramente interessante, un progetto artistico e scientifico. Si chiama Anadiomene nascente dall'acqua e l'artista scienziato è Roberto Ghezzi. Allora, questo progetto è finanziato, Anadiomene, che bello! Sì, è finanziato dal sistema museale dell'arcipelago toscano e anche ovviamente dalla regione toscana. Sì? Siamo a Capraia e all'isola d'Elba. Che bello! Cosa fa Roberto Ghezzi? Fa delle opere d'arte, delle tele, che sono chiamate naturografie, e le mette direttamente nell'acqua. E lì è l'acqua si che scioglie pensa. tutto? Ma no, non si scioglie tutto, Cioè, è di un particolare. Esatto, ma lì è l'acqua che praticamente dipinge i microrganismi, le alghe, la tela, quindi il risultato è metà dell'artista e metà della natura. Dopodiché, non a caso Ghezzi collabora anche col CNR di Pisa. Lo tira su? Sì, dopodiché lo tirerà su e ci sarà una mostra itinerante con laboratori didattici e incontri per questa arte che incontra la natura, in posti dal punto di vista turistico meravigliosi. Ma questi artisti, va bene. Sembri una zia, ma questi artisti. È in corso alla stazione marittima di Napoli la mostra Campagna Divina. L'abbiamo fatta anche noi, abbiamo fatto tantissimi filmati sulla Campagna Divina, che celebra l'artigianato artistico della regione, presentando 100 opere uniche di 60 maestri d'arte campani. Insomma, si può andare gratis a vedere tutte queste bellissime cose fino al 30 settembre. A me gli artisti piacciono, ma mi piacciono anche gli artigiani, e l'artigianato è la nostra forza, è il nostro modo di essere artisti nel quotidiano. Ed è la cosa bellissima che noi abbiamo e che non dobbiamo perdere. In Campania questa cosa è valutata e presa in considerazione e messa in mostra. Bene, vai avanti. Allora, senti questo nuovo trend per le vacanze estive che è di moda negli Stati Uniti e che prende appunto... Trend lo sai che è inglese, vuol dire moda, vero? Sì. Sì, vabbè, questo lo so dire anch'io, insomma, trend. Che prende il modo e prende piede anche qui in Italia, che a me, si chiama One Child Only. No, One Child Only. Vuol dire soltanto un bambino. Questo ci arrivo anch'io, solo bambino. Sì. Ecco, cosa prevede? È un tipo di vacanza che prevede che tu, anche se hai parecchi figli, diversi figli, 3 figli, 2 figli, eccetera, vai in vacanza, o un genitore o anche 2, con un solo bambino. Ma va? Sì, questa è la moda americana. Perché? Perché effettivamente il bambino in questo caso non deve di nuovo confrontarsi con tutti gli altri fratelli, eccetera, eccetera, ma i genitori tutti per sé che lo sgridano, lo picchiano, va bene? Capito? E quindi c'è un rapporto univoco, diciamo, fra i genitori e il bambino. Naturalmente questo cosa prevede? Che poi dopo con gli altri bambini si va in vacanza a One Children Total Vault, anche vabbè, no? Adesso quindi che oltre. Devi fare un sacco di vacanze alla fine. E poi ma che cosa ne è stato di questi trasferimenti dove c'è la nonna, dove c'è il bambino, il nipote, la cosa in 500 dove uno sopra l'altro e poi devi andare, fai perché il frittore è aperto perché non c'è l'aria condizionata e poi tutti al mare, poi si questa è la tua, come dire, ma che ne è stato? La tua nostalgia di questo modo veramente così familiare. Questa era la famiglia, dai, è la famiglia, e la famiglia la prendi per quella che è, un casino. Va bene. A proposito di bambini, c'è un'altra notizia stupenda. Sì? Allora, vi è mai capitato di fare un viaggio in aereo con di fianco un neonato che strilla, che non se ne può più, ogni tanto eccetera, succede. eccetera? Esatto. Allora, la compagnia aerea Japan Airlines, anche questo in inglese,
Dunque ha aggiunto un servizio, cioè tu puoi vedere prima dove hanno collocato nell'aereo dei bambini e ti puoi collocare il più lontano possibile. Questo è una cosa. Quindi ai bambini verrà dato tutto lo spazio possibile, sì, eccetera, esatto. eccetera. Va bene. Abbiamo finito, abbiamo finito. Però insomma i bambini, poverini, sono bambini, sì, dai. Adesso abbiamo finito, quando forse si siamo quasi in nelle tempo. orecchie magari, però sì, insomma, non va bene, dai, saluta. La famiglia, ciao. Dai, la famiglia, siamo tutti insieme. Alla prossima. Con i nonni, con le nonne. Sì, buone vacanze. Ciao. Ciao. Al TG del turismo, Susi e Patrizio News.